pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo sei, Signore. Le tue braccia d'amore tienimi stretto, Signore. Allontana dal mio cuore tutto ciò che non glorifica il tuo nome, Signore. Nelle tue braccia d'amore tienimi stretto, Signore. Questa mia preghiera
mia preghiera dolcemente elevo a te, perché Signore tu sei Re ed io voglio adorare te. Il nome tuo santo, degno, tu sei degno di essere adorato da ora e per sempre. Santo, tu sei santo, per sempre regnerai da ora e per sempre. Degno, tu sei degno di essere adorato da ora e per sempre. Santo, tu sei santo, per sempre regnerai da ora e per sempre. Amen. Da ora e per sempre. Amen. Da ora e per sempre. Amen. Santo sei, Signore. Santo sei, Signore. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Alleluia. Allora il messaggio di questa mattina, qualcuno dirà, quando ha visto il titolo, dirà: cosa ci vorrà dire il pastore, considerato che domenica scorsa quello che lui ha predicato sarà scritto nei libri, no? Quello che tu hai fatto, vi ricordate? I 2 libri che saranno aperti, quindi impegnati, fai per l'opera del Signore. Poi il messaggio di questa mattina dice la giustizia divina, poi c'è un martello e dice: caspita, il pastore vorrà darci una bastonata in testa, perché dirà: ci sarà la giustizia divina sulla tua vita. Davide nelle sue salmi 42-43 diceva proprio: Signore, fammi giustizia. In quel salmo c'era Saulo che lo stava perseguitando e diceva: fammi giustizia. Ma io non ti parlerò questa mattina di questo tipo di giustizia. Voglio parlarti questa mattina di un altro tipo di giustizia che è importante per ognuno di noi. E perché voglio parlarvi di questo? Perché è importante che noi, come credenti, figli di Dio, nati di nuovo, dobbiamo avere la piena consapevolezza di chi siamo in Cristo, quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. E se noi abbiamo questa consapevolezza, noi non viviamo più sotto la legge, ma viviamo sotto la grazia. Sapete che ci sono credenti, cristiani, che vivono sotto la legge? Perché si sentono sempre accusati. Quello che fanno, perché in qualche modo se lo devono meritare. Nella Chiesa del Signore non c'è meritocrazia. Nella Chiesa del Signore c'è grazia. Amen. Quindi venite con me, vi leggo 2 versetti della parola di Dio in Giovanni, capitolo 16, versetto 7 e 8. Per questione di tempo prenderò questi versetti. Questo brano è considerato dai biblisti, ascoltate bene, uno dei più profondi discorsi di Cristo e più ricco di idee che qualunque altro. In pochi tratti il Signore qui ci fa passare dinanzi agli occhi tutto quanto il ministero dello Spirito Santo. Ve lo devo ripetere? Ve lo ripeto? Così approfondiamo. In questo brano, in questi 2 versetti, è considerato dai biblisti o coloro che studiano la Bibbia uno dei più profondi discorsi di Cristo e più ricco di idee di qualunque altro. In pochi tratti, questi 2 versi, il Signore ci fa passare dinanzi agli occhi tutto quanto il ministero dello Spirito Santo. Ok, allora andiamo a leggerli. Tuttavia, dice Gesù, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto egli, convincerà il mondo di peccato,
di giustizia e di giudizio. Ok? Sono 3 aspetti. Vedete che è un processo. Convincerà. La prima cosa che lo Spirito Santo fa nella vita delle persone, e che mi auguro che abbia fatto nella tua vita, che tu non frequenti una chiesa evangelica solo perché ti piacciono i canti, ti piace l'atmosfera, perché fra poco questo non ti piacerà più e te ne vai. Sono stato duro, ma è la verità. Paolo dice: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Ma se realmente invece nella tua vita c'è stato un convincimento di essere peccatore e di ricevere la salvezza per mezzo del sangue di Gesù Cristo, e allora questo avviene un processo, inizia un processo nella tua vita di santificazione. La prima cosa che avviene: non vi è salvezza se non vi è conversione, non vi è conversione se non vi è ravvedimento, non c'è ravvedimento se non c'è abbandono del peccato. Lo devo ripetere? Lo ripeto. Non vi è salvezza, ascolta bene, non vi è salvezza, non vi è se non vi è ravvedimento, non c'è ravvedimento se non c'è abbandono del peccato. Non possiamo convivere con il peccato. O siamo figli di Dio, nati di nuovo, e Cristo ci ha liberati dal peccato e quindi non ci appartiene più. L'Apostolo Paolo dice: tali eravate alcuni, ma ora non lo siete più, e fa un elenco dei peccati, dei peccatori. Dice: tali eravate alcuni, e elenca quei peccati. Sicuramente ognuno di noi davanti a Dio c'è un peccato che lo teneva legato, ma per la grazia di Dio non ci tiene più legati, perché non siamo più schiavi al peccato, ma siamo schiavi a Cristo. La prima predicazione che l'Apostolo Pietro ha fatto dopo il battesimo nello Spirito Santo, dopo che è stato unto dall'alto, vi ricordate cosa disse Gesù ai Suoi? Non ve ne dipartite da Gerusalemme fino a quando non siete stati rivestiti dall'alto. La Chiesa senza lo Spirito Santo non ha motivo di esserci, è un club. Si parla di Gesù, ma non c'è Gesù. Gesù c'è dove c'è la presenza dello Spirito Santo. C'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. C'è la Trinità. Noi verremo, dice la Scrittura, noi verremo e abiteremo presso di Lui. Noi verremo. Sono in 3. C'è la presenza dello Spirito Santo. Dio Padre ti attira a sé. Gesù con il suo sangue ti ha conquistato per farti attirare da Cristo, e lo Spirito Santo ti spinge, ti porta a Cristo. E la prima predicazione che fa Pietro in Atti 2,37, cosa dice? Le prime conversioni furono proprio questi. Essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che cosa dobbiamo fare? Questa fu la predicazione. E il versetto 3, capitolo 3, versetto 19, Pietro dice: ravvedetevi e convertitevi. C'è il ravvedimento, ma c'è la conversione. Cioè, sapete cosa significa convergere, no? Se avete fatto scuola guida, se no altrimenti avete la patente. Convergere vuol dire tornare indietro. Se io stavo camminando in un certo modo, stavo guardando determinate cose, ero attratto da certe cose, quando il Signore mi ha chiamato sono tornato indietro e torno da Lui. Una conversione. Non puoi convivere con il peccato se sei nato di nuovo. Giovanni dice: non persiste nel peccato. Sì, possiamo cadere, è umano, possiamo avere qualche fallo nella nostra vita, è umano. Infatti dice la parola di Dio: Egli ci ha riscattati dai falli e dai peccati. Distingue le tue cose, poi un giorno parleremo anche di questo. Ma quando io sto peccando, ho un pensiero di peccato, se non c'è lo Spirito Santo che ti riprende e ti dice: questo non lo devi fare, hai un problema. Hai un problema serio. Perché tu non avrai sempre il pastore, il fratello, la sorella che ti dirà: ma cosa stai facendo? Ma uno ce l'hai sempre, quello che io predicavo ieri nella chiesa, quello che ho condiviso ieri nella chiesa cattolica, l'Emmanuele, l'Iddio con noi, Dio in noi. E lui ti avverte e ti dice: che stai facendo? Cosa fai? Succede solo a me o succede anche a te? Cosa stai facendo?
Quando tu ce l'hai con qualcuno, ti senti rimproverato dallo Spirito Santo o no? Dimmelo. Stai male o no? Anche se hai ragione, stai male o no? E allora sei al centro della volontà di Dio, non ti preoccupare. Il problema è invece se tu, no, deve venire Lui da me. Si deve inginocchiare e deve dire perdonami. Pietro doveva fare questo con Gesù. Siete d'accordo o no? E caspita, 3 anni con Gesù, ha detto io quello non l'ho mai conosciuto, ma chi è? Ha spergiurato di non conoscerlo. Invece Gesù è andato da lui. Pietro, mi ami tu? Mamma mia, Signore aiutaci, aiutaci. Che bello quando abbracci un fratello, quando abbracci una sorella, quando c'è stato qualcosa e tu senti l'amore di Dio che ti ha fatto scivolare tutto da dosso e dici Signore, benedicili, benedici le loro vite, Signore. Signore, voglio vederlo in cielo con me. Ma che bello, a tavola con te, mangiare con te, stare insieme con te, prenderlo per mano e dire ce l'abbiamo fatta. Perché abbiamo sconfitto il diavolo. Non gli abbiamo dato spazio al diavolo. Non fate posto al diavolo. È un attimo fare posto al diavolo. Ma qui dice la parola di Dio, secondo punto, versetto 8, quando egli sarà venuto vi convincerà il mondo di peccato e di giustizia. Ascolta bene. Questa giustizia di Dio deve essere così impressa nella tua mente, sempre, ogni giorno, come la grazia. Deve essere così importante nella nostra vita perché il diavolo verrà sempre a bussarti. Sempre. Fino all'ultimo istante della tua vita lui verrà a bussarti. Romani capitolo 10, versetto 9 e 10. È un passo che tutti quanti noi, evangelici in modo particolare, conosciamo. E lo citiamo. E io l'ho sentito anche citare delle predicazioni che dopo alla fine qualcuno è venuto avanti per ricevere Gesù, è stato citato questo verso. Però voglio farvi notare una cosa, guardate che bello. Qui il Signore sta dicendo qualcosa di meraviglioso, Paolo sta dicendo qualcosa di, come dire, che esce fuori dalla sua concezione di essere un fariseo. Non era così. Paolo sta dicendo, poiché se confessi con la bocca il Signor Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Che cosa bisogna fare allora? Bisogna soltanto confessarlo con la bocca? No. Sai Lisa, devo dirlo a mia moglie che se lo dico a una sorella, sai Lisa, ti amo. Ma glielo dico con la bocca o glielo dico col cuore? E voi pensate che mia moglie questo lo comprende oppure no? E voi pensate che Dio lo comprende oppure no, guardando il nostro cuore? Eppure molti usano parole semplicemente, però il loro cuore è lontano da me, quello che abbiamo detto all'inizio. Qui dice che per essere salvati bisogna credere col cuore e confessarlo. Ecco perché anche il battesimo in acqua. Il battesimo in acqua è una conversione, è confessare alla Chiesa, alle potestà, ai principati che sono intorno a noi, che siamo nati di nuovo e che siamo figli di Dio e che abbiamo dato la nostra vita a Gesù Cristo. Non lo possiamo fare da neonati, lo dobbiamo fare da adulti. Perché abbiamo avuto la piena certezza, conversione, la dobbiamo fare. Gesù ha detto andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma sai, nel processo della Chiesa Cattolica dopo c'è comunque un processo di sì. Ma in realtà quel battesimo, quando ti è stato messo l'acqua in testa, il battesimo va fatto per immersione. Perché quell'immersione, apro solo una parentesi e dopo la chiudo, quell'immersione rappresenta spiritualmente completamente la mia vita immersa nel sangue di Gesù. E quando io esco dall'acqua sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Quando Gesù è uscito dalle acque battesimale, la colomba
è sceso dal cielo e si è fermato sulla testa di Gesù, sotto forma di colomba. E che cosa ha detto? Ha dichiarato apertamente lo Spirito Santo, Dio, Padre, lo Spirito Santo, questo è il mio diletto figliuolo, in quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Quando tu scendi nell'acqua battesimale, lo Spirito Santo dirà, questo è un mio figliuolo, è un mio figliuolo, è una mia figliuola. Ho sentito un predicatore anziano che ha fatto 100 anni, poco tempo fa, pochi giorni fa. Ha fatto questo esempio. Perché lo Spirito Santo quando è sceso nell'alto solaio è sceso sotto forma di cosa? Cosa si vedeva sulla testa del fiammelle? È in forma di lingue. A Gesù invece è sceso come? È sceso in forma di colomba. La colomba è pura, rappresenta la purezza. Gesù non aveva bisogno di cambiare la lingua. Noi sì. Noi sì, abbiamo bisogno di cambiare la lingua. Qualcuno dice, la prima cosa che si dovrebbe convertire nella tua vita è la lingua. E poi tutto il resto. È un modo di dire, perché ovviamente quello che esce dal cuore parla la lingua. Di giustizia si ottiene che cosa? Dov'è il verso? Scappato. E col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia. Allora, se il tuo cuore, ascolta bene, se il tuo cuore non ha la piena consapevolezza della giustizia di Dio sulla mia vita, sono rovinato. Mi state seguendo, sì? La giustizia di Dio. La parola di Dio dice così, ascoltate. Bellissimo questo. Giovanni capitolo 1, versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, la legge è venuta per mezzo di Mosè. E ci sono ancora tanti cristiani credenti che vivono ancora sotto la legge. La grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo. La giustizia di Dio, Atti capitolo 13, versetto 39, per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato. Chiunque crede è giustificato. Mamma mia! Di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. La legge non poteva giustificarti. Ma per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo di Lui, chiunque crede è giustificato. Se c'è la giustizia di Dio sulla tua vita, ma non come condanno, c'è la giustizia perché ti ha perdonato. Ha cancellato i tuoi peccati, i tuoi misfatti, gloria a Dio. Voi pensate a un giudice che batte il martelletto sopra lì e uno che merita la pena di morte e lo giustifica e dice no. Questa persona credo che gli sarà grato a quel giudice per tutta la vita. La giustizia di Dio. Romani capitolo 5, versetto 1 dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati dunque per fede. La giustizia di Dio si ottiene per fede. E quello che vuole toglierti il nemico dalla tua vita sempre, lo farà fino all'ultimo istante della tua vita, è che tu non sei stato giustificato. E che i tuoi peccati ti perseguitano. C'è addirittura chi va a pregare i peccati per i genitori, per i parenti, per i nonni, per una trafila. Vi ricordate cosa dissero a Gesù quando videro quell'uomo che era cieco? Chi ha peccato perché lui è nato così?
perché era usanza pensare che una malformazione, un peccato, cioè una malformazione, qualcosa che questa persona aveva era causato da un peccato, e allora stava portando i peccati magari di suo padre, di sua madre, di suo nonno, ecco perché sono i peccati generazionali, così li chiamano. Ma Gesù dà una chiara spiegazione. No, non ha peccato né lui, non ha peccato né i suoi genitori, ma in questa situazione il mio nome sarà glorificato, affinché il nome del Padre mio sia glorificato. Ci sono certe situazioni, certe infermità, certe situazioni, che attraverso di esse tu andrai al Signore. E io ne ho conosciuti tanti, che proprio attraverso quelle situazioni, quelle così difficili che solo Dio poteva intervenire, hanno detto Dio c'è. Il carceriere di Filippi come si è convertito? Perché loro cantavano, perché stavano lodando il Signore, così si è convertito. Perché si è convertito il carceriere di Filippo? Che cosa lo ha fatto convertire? Un terremoto. È venuto un terremoto, ha scrollato le prigioni, sono aperte il carceriere di Filippi è andato là e ha detto che dobbiamo fare per essere salvato? Non uccidermi! E a volte ci vogliono dei scossoni, ci vogliono situazioni difficili. Dio permette certe situazioni o vivono delle situazioni affinché conoscono il Signore. In nome di Dio ha tante aiutatemi, spiegazioni. Yahweh, l'Eterno che... Definizioni. Allora io adesso nella mia vita l'ho sperimentato come l'Eterno che guarisce, l'Eterno che salva, l'Eterno la mia bandiera. Sono tutti nomi di Dio. Devo ancora sperimentare altre cose di Dio. Pensate che i discepoli erano stati con Gesù, avevano visto la moltiplicazione dei pani, avevano visto di quelle cose, ma quando Gesù era sulla barca con loro e ha fermato il vento e il mare, Pietro ha esclamato: ma chi è costui? Che anche il vento e il mare gli sono sottoposti. Chi è costui? Non l'avevano ancora realizzato, perché dovevano scoprire ancora una parte dell'autorità di Dio nella vita di Gesù, come figlio di Dio. E io devo ancora scoprire tante cose. Possiamo vivere la nostra vita da cristiani sotto la legge o viverlo nella consapevolezza della grazia e della giustizia divina. Che cosa vogliamo fare? Io voglio vivere nella giustizia di Dio, nella giustizia divina, e voglio ringraziare il Signore perché mi ha reso giusti, perché così dice la parola di Dio in Romani capitolo 5 versetto 19. Infatti come per la disubbidienza di un solo uomo, cioè Adamo, i molti sono stati costituiti peccatori, ma così ancora per l'ubbidienza di uno solo, cioè Gesù, i molti saranno giustificati e saranno resi giusti. Wow! Papà, Gianni, l'ho giustificato. Papà, ho giustificato. Con il mio sangue. Lui ha creduto in me. Con la bocca lo ha confessato. Con il cuore ha creduto e è stato giustificato. Ma cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo avere un cuore per credere in questa giustificazione. La giustificazione attraverso la fede. Guardate cosa dice Romani capitolo 3, 21-24. Voglio leggere questi versi. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione in Cristo Gesù. Che cosa ha voluto dirci qui? Non c'è uno sulla faccia della terra che sia giusto. Uno.
Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio, ma coloro che credono in Gesù Cristo, che loro che hanno fatto Gesù il loro Signore, il loro Salvatore e si sono lavati con il suo prezioso sangue, sono stati giustificati. Io non so quale accusa ti sta facendo il diavolo, non so quale accusa tu stai ricevendo, non so perché ti senti accusato, forse avrà le sue ragioni, perché gli stai dando adito, perché non ti sei ancora alzato da quella condizione e non hai ancora preso posizione e dire io credo nella parola di Dio, perché io credo che sono stato giustificato per fede, sono stato giustificato dal sangue di Gesù, egli mi ha reso giusto. E quando affrontiamo le battaglie, quando affrontiamo il nemico, perché il Signore ci dice quando l'avversario verrà, sottomettetevi dunque a Dio. Di cosa dobbiamo sottometterci? Qui. Sottomettetevi dunque alla parola di Dio. Resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Perché noi gli diciamo, io sono stato giustificato dal prezioso sangue di Gesù. Egli mi ha reso giusto. Sono stato giustificato dal suo prezioso sangue. Questa è la piena consapevolezza che noi dobbiamo tenere stretto a noi fino all'ultimo giorno. Sapete perché? Perché altrimenti noi saremo come delle canne sballottate al vento. Perché il diavolo, il gigante, tutte le mattine uscirà. E quando tu non ce l'hai fatto a stare saldo, perché succede, a stare saldo, a stare fermo nelle vie del Signore, lui ti accuserà e ti dirà, vedi? Tu pensi di essere stato giustificato? No, i giusti sono quelli che camminano rettamente nelle vie. Ve lo siete mai sentito questo? Quasi una mazzata sulla testa che ti piega in due. E invece c'è Gesù, che lui viene lì e ti prende e ti rialza, ti prende per la mano. Così dice la parola di Dio. Il giusto cade 7 volte, ma si rialza. Perché noi abbiamo il Signore che ci rialza e ci tira su. Ma dobbiamo avere la piena consapevolezza, la piena certezza di sapere che il sangue di Gesù ci ha resi liberi, ci ha purificato da ogni macchia di peccato. Quindi la prima cosa è, ci convincerà di peccato e lo Spirito Santo lo farà fino all'ultimo istante della nostra vita. Questo non è avvenuto soltanto un giorno, quando abbiamo ricevuto Gesù, ma questo avviene nel processo della santificazione nella nostra vita, perché quando noi pecchiamo lo Spirito Santo ancora ci convince di peccato e ci dice mettiti a posto, mettiti a posto. Poi ci dice che ottiene la giustizia per fede e poi alla fine che cosa ci dice? Puoi prendere questo verso per favore? Alleluia. E quando sarà venuto, il versetto 8 del capitolo 16 di Giovanni, verso 8, e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Abbiamo detto domenica scorsa, noi siamo passati dalla morte alla vita. Non ci sarà più un giudizio sulla nostra vita, un giudizio che ci condannerà alla morte eterna. Quello saranno coloro che non hanno ricevuto Gesù, non lo hanno accettato quale Signore e Salvatore nella propria vita, non hanno creduto in Lui e quindi passeranno dalla morte alla morte eterna. Ma quando al giudizio, noi sappiamo una cosa, che il giusto giudice ci assegnerà ad ognuno di noi la corona della vita. Il giusto giudice, ci sono 5 corone, lo sapete, no? Ne abbiamo parlato, mi sembra che proprio il fratello Palmiro abbia trattato questo argomento delle 5 corone. Ed è bello. Sapete che nel regno dei cieli ci sono coloro che vengono chiamati grandi e coloro che vengono chiamati piccoli? Lo sapevate questo? È scritto nella parola di Dio. Sarà chiamato grande nel regno dei cieli, sarà chiamato piccolo nel regno dei cieli.
A me non importa, anche piccolo, ma voglio essere nel regno dei cieli. Non mi posso paragonare a un apostolo Paolo, non mi posso paragonare a coloro che hanno dato la propria vita per il Signore, non mi posso paragonare a loro, ma sicuramente c'è un'assegnazione. Sarà chiamato grande nel regno dei cieli. C'è un giudizio. E vogliamo ringraziare il Signore, perché noi siamo passati dalla morte alla vita, perché su di noi non ci sarà la condanna, ma sicuramente riceveremo una corona nel regno dei cieli. Che bello! Ve la siete mai immaginato questa scena? Io sì. Che bello! C'è un filmato su YouTube, se voi vedete, non so chi l'ha fatto, ma mi commuove ogni volta che lo vado a vedere. C'è un cantico che viene cantato in quel filmato. Ecco il giorno della gloria, il Re sta avvenendo. E ci sono tutti in fila e c'è Gesù lì, che passano uno alla volta e lui gli mette una corona in testa ad ognuno di loro. Mette una corona in testa e passano davanti per entrare nel regno eterno dell'amato Signore. La parola di Dio ci dice che è cosa di gran momento la dipartita dei suoi figli. È cosa di gran momento quando noi lasciamo questa terra e andiamo con il Signore, perché vado a prendermi la corona che il giusto giudice, il Signore, ha preparato per me. Che bello sapere di aver fatto la volontà di Dio. Che bello sapere che siamo stati chiamati dal Signore. Ieri sera dicevo una cosa e concludo. Questo giorno parlavo con tutti che erano sopra lì per cantare, i cantanti, i musicisti e quelli che sono venuti ad aiutarci. Questo giorno è un giorno che sarà in memoria, scritto. E tu puoi dire, io c'ero, Signore. E magari incontrerai qualcuno che dirà, in quel posto, in quella chiesa, io ho ascoltato te, ho ascoltato quello che tu hai detto, ho guardato il tuo viso, ho guardato il tuo volto e ho visto che avevi qualcosa che io non avevo. E questo mi ha portato a Gesù, questo mi ha portato al Signore, perché la mia vita era tiepida, mi ha portato al Signore. Io c'ero. Quante volte tu non ci sei? Quante volte non c'eri? Quante volte non ci hai pensato che Dio ti ha chiamato a servirlo? Ti ha chiamato ad essere presente. Non ti ha chiamato perché tu meritavi la salvezza, ma ti ha chiamato perché affinché attraverso di te Egli si usa di te per portare la salvezza a chi ancora non lo conosce. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a Gesù. Signore, grazie. Grazie per questo culto. Grazie per il tuo Santo Spirito. Grazie, Signore, perché tu ci hai riscattati. Grazie perché, Signore, la tua giustizia è sulla nostra vita. Non è un giudizio di condanna, perché un giorno tu verrai, Signore, e allora sì, ci sarà un giudizio di condanna. Ma oggi, Signore, per tutti coloro che hanno creduto in te, siamo stati giustificati per grazia. E grazie, Signore, perché tu hai dato la tua vita per ognuno di noi, hai dato il tuo sangue per ognuno di noi, hai sparso il tuo sangue sulla croce. Grazie, Signore, per la salvezza che tu ci hai dato. Signore, ti chiediamo che possiamo avere una mente controllata dallo Spirito Santo. Grazie, Signore, perché ogni volta che ci sentiamo accusati dal nemico delle anime nostre, noi possiamo dirgli in faccia: sono stato giustificato dal prezioso sangue di Gesù. E lo sarò fino all'ultimo istante della mia vita, perché ancora adesso io credo che il sangue di Gesù è potente da purificarmi da ogni macchia di peccato. Grazie, Signore, grazie per questo culto. Signore, accompagnaci alle nostre case, rimani con noi. Signore, grazie per tutto quello che tu fai per noi, hai fatto per noi. Benedici coloro che sono nelle case, benedici coloro che ascolteranno questo messaggio e che possono sentire nel loro cuore che è un messaggio che viene da parte tua. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Buona domenica. Il Signore ci benedica.